affermare che le presenze di architettura religiosa sono una puntualizzazione particolare dell'architettura dei luoghi. Ogni contrada, anche piccola, può vantare una presenza architettonica di interesse pastorale, religioso, storico, estetico, eccetera, eccetera, eccetera. A proposito, Anna, a proposito, Sì, dimmi. sai dove siamo stati questa volta? Abbiamo visitato il campanile di Valdobbiadene. Ma dai, ma io non soffri di vertigini tu. Io questa volta l'ho scoperto e ho scoperto che ce le ho, ecco. Ecco, Sì. bene. Beh, ma sei qua con me, per cui sappiamo che insomma, è andato tutto bene. Allora, sono curiosa di vedere questo nuovo servizio. Vediamo. Vediamo. Ben ritrovati! Come promesso nella scorsa puntata, eccoci ritornati a Valdobbiadene. Oggi inizieremo il nostro percorso alla scoperta di uno dei luoghi simbolo di questo paese. Ogni paese ha i suoi simboli, siano essi luoghi o monumenti, che diventano icone e caratterizzano l'identità di un'intera comunità. Beh, diciamo che uno dei simboli per eccellenza di Valdobbiadene è il suo campanile, il campanile del Duomo Santa Maria Assunta. Si tratta di un edificio testimone della storia di questo paese. Andiamo ora a scoprirlo. Beh, siamo sul campanile di Valdobbiadene, che è stato progettato dall'architetto Francesco Maria Preti e sorge praticamente nello stesso posto dove c'era l'antica torre, cioè il campanile precedente che era del 1560. Il campanile, questo come lo vediamo, è fondato sui resti di un'antica torre romanica e questo risale al 1767. Iniziato nel 1743, è arrivato a questa cella, che è la prima cella, nel 1767, per poi essere completato con la seconda cella e la cupola. La seconda cella la chiamiamo il tamburo, e la cupola finale con lastre di piombo nel 1810. È un campanile molto particolare, voi siete saliti dall'interno, avete visto che anche la salita è diversa dai soliti campanili perché non è costituita dalle classiche scale a pioli, ma c'è tutta una rampa in acciottolato che sale, una rampa in legno con la pavimentazione in acciottolato. Gli unici gradini sono sui pianerottoli laterali, proprio per consentire di fare il giro, quindi è una salita molto agevole, molto piacevole anche perché lungo la salita ci sono tutte queste finestrelle che danno praticamente la vista sul dintorno del paese. Infatti il campanile qua è un punto panoramico fantastico, eccezionale, perché vedi il paese da un'altra prospettiva. Altre particolarità sono queste. Il campanile nasce con un campanone, quindi c'era un unico campanone e 4-5 campanelle minori. Si vedono ancora i buchi praticamente che attraversano i solai. Nel 1830 è stata fatta la scelta di mettere 3 campane, erano 3 campane ad intonazione di forte concerto, è un si bemolle do re. Ok, non so se anche le precedenti erano si bemolle do re, sono state cambiate nel corso degli anni, ovviamente un paio di volte, l'ultima quella più dolorosa dopo la prima guerra mondiale, perché
perché durante la prima guerra mondiale tutte le campane, quasi tutte, se ne sono salvate qualcuna, quasi tutte le campane del paese sono state tolte, non solo di Valdobbiadene, di tutti i paesi, sono state gettate letteralmente a terra, e voglio dire, questa pesa 21 quintali, e sono state fuse per costruire i cannoni. Quindi le campane che abbiamo oggi sono del 1921 e io dico sempre che sono fatte con un bronzo impuro, nel senso che è ricostruito con la fusione di bronzi anche dei cannoni, e che quindi si portano dentro non solo il male fisico che ha costituito la prima guerra mondiale, ma anche il male morale, il dolore. Ricorda il profugato che c'è stato anche nei paesi nostri. Cioè, quando io sento suonare le campane di Valdobbiadene penso anche proprio alla storia di Valdobbiadene e a quello che è stato nel passato, negli ultimi 100 anni. Altra cosa interessante che ha il campanile, ha una delle più grandi meridiane a tempo medio. L'originale era stata progettata, disegnata e voluta dall'abate Follador. Purtroppo l'originale è stata persa definitivamente perché durante il primo conflitto, quindi durante la guerra del 15-18, un colpo di mortaio che è partito dal Grappa ha centrato in pieno la meridiana e l'ha completamente distrutta. Infatti lungo la salita si vede proprio la ferita ricucita del campanile, che è stato ferito ma non demolito, cioè lui è in piedi. Il campanile è il simbolo per eccellenza di Valdobbiadene, cioè tutti quelli che vengono a Valdobbiadene fotografano il campanile, dalla piazza fotografano il campanile, perché il campanile è una costruzione molto particolare. Infatti qua attorno non ce ne sono di fatti così, è unico il campanile di Valdobbiadene nel suo genere. L'unico campanile di Valdobbiadene, delle Borgate, che ha tentato di emulare il campanile del centro è il campanile della Borgata di Ron, che è l'unico campanile che ha la cuspide a cipolla come il nostro campanile, perché là c'erano delle antiche come si può dire, diatribe anche simpatiche tra le borgate e il centro. Tanto è vero che addirittura, se voi vi leggete i libri di storia, sul Pivetta trovate anche una filastrocca che recita di rindendon, se dismesso il campanon con la rabbia de quei deron. Per esempio, e il campanon è quando è stato nel 1830, quando è stato tolto il campanone per passare alle 3 campane. Okay? Quindi tra Ron e il centro, ma tra le borgate e il centro, tra le borgate e tra loro c'è sempre stato il famoso campanilismo. Ecco, il nostro campanile ha la cuspide a cipolla e ricorda molto i campanili del Bellunese. Infatti il campanile del Duomo di Belluno dovrebbe essere praticamente uguale alla cuspide del campanile di Valdobbiadene, perché è dello stesso progettista, tra l'altro. Sì. Ron ce l'ha a cipolla, tutti gli altri o li hanno piano, come il campanile di San Pietro, di Santo Stefano. Lasciamo perdere San Giovanni, che è una storia a sé stante. Il campanile di San Giovanni è il campanile più basso della chiesa. Gli altri hanno tutti quanti la punta. Penso a San Vito, penso a Guia, penso a Bigolino, tutti i campanili a punta, ma anche quelli più recenti. Guia è recente, Ponteggio è recente, e sono tutti a punta, perché è una caratteristica dei nostri campanili. Recentemente, quindi quando parlo di recentemente dico il 2009, sono stati fatti gli ultimi lavori del campanile, dove praticamente è stato deciso di portare la terza campana, quella piccola, sulla seconda cella che era vuota,
e di mantenere solo le 2 campane più grandi sulla prima cella, che è quella dove siamo adesso. Noi qua siamo a circa 45 metri di altezza, il campanile arriva a una 70 di metri alla punta. Su questa cella le campane suonano a slancio in una direzione, sulla cella superiore suona sempre a slancio nella direzione contrapposta, e questo per andare a bilanciare i pesi. La sensazione che si ha quando ci sono le campane a slancio, tutte e 3 in concerto, è che il campanile ruoti leggermente, perché comunque si muove, cioè deve muoversi, il campanile non è fermo. 50 quintali che girano in alto, cioè è impressionante, ed è impressionante pensare come questo succeda dal 1767. Sì, anzi dal 1830, perché prima era un campanone solo. I campanili nascono con funzioni di dialogo per creare una sorta di ponte di comunicazione con la popolazione, una sorta di messaggistica istantanea 0.0, una funzione dunque non solo religiosa ma anche civile. Il campanile praticamente serve per richiamare i fedeli. Allora, la maggior parte dei campanili avevano una doppia funzione, erano campanile, quindi luogo sacro, e parlavano proprio con la popolazione, perché soprattutto una volta, adesso molto meno purtroppo, le campane avevano un linguaggio, cioè avevano il linguaggio della festa, parlavano dei morti, parlavano dei nati, ogni tipo di rintocco, che una volta venivano suonate a mano e non come oggi che ci sono i motori, parlava e faceva un po' le notizie al paese: è nato un bambino, è morto un nostro compaesano, è solennità, ma anche non solo, praticamente annunciavano anche per esempio un temporale in arrivo, annunciavano il maltempo, facevano anche da presagio, ok? Dal punto di vista civile erano usate come torre civica. Anche qua il campanile fino penso una 30 di anni fa veniva suonata la campana ogni volta che si riuniva il consiglio comunale, quindi per questo aveva funzione di torre civica. Quindi il campanile serviva proprio per dialogare con la gente. Oggi abbiamo Facebook, prima avevamo solo la radio, per dire. Prima ancora c'erano i campanili parlavano alla gente perché vengono uditi dappertutto. Abbiamo concluso la nostra visita all'interno di uno dei luoghi storici simbolo di Valdobbiadene, scoprendone le caratteristiche, la storia, le curiosità. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime volte, sempre qui a Valdobbiadene. Non mancate, a presto! Mamma mia Francesca, che giramento di testa a guardare giù per di lati, credo che avevi le vertigini. Mamma mia, guarda Anna, non me ne parlare. Sto cercando un rimedio per alleviare le mie sofferenze, diciamo così. Manolo, hai un rimedio per noi? Sì, guarda, per le vertigini c'è sempre un bel rimedio, un bel brindisi e passa tutto. Ma anch'io voglio un Via. rimedio! Anch'io, Manolo, anch'io. Dai, Via. Manolo.
abbiamo deciso di aprire tramite Patreon la possibilità di abbonarsi. Questo per dare la possibilità a voi tutti di avere servizi migliori da parte nostra e più curati, a noi contemporaneamente di crescere e riuscire a sopravvivere dandovi questi servizi. La nostra non è una mera raccolta fondi, ma un progetto a lungo termine con voi, un accordo reciproco tra voi, fruitori dei nostri servizi, e noi, realizzatori dei servizi. Una forma di accordo, possiamo anche dirlo un matrimonio, che per molti di voi c'era già tacitamente, ma che in questo modo si può rafforzare, potendo così crescere reciprocamente. Come abbiamo fatto finora, noi ci impegneremo con tutte le nostre forze a darvi quello che a voi piace e interessa. L'apertura ad un dialogo costruttivo è, secondo noi, il modo migliore per crescere insieme. Questo è il motivo per cui abbiamo aperto alla possibilità di abbonarsi facendolo tramite Patreon. Vogliamo crescere e vogliamo farlo insieme a voi.